La presentazione del nuovo primario di cardiologia all'ospedale di Montebelluna, posto ricoperto dopo 4 anni di attesa, è stata anche l'occasione per chiedere a Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda ULSS 2, lo stato della sanità nei presidi ospedalieri del Trevigiano, a cominciare dall'equipe che accompagnerà Alessandro De Leo, il nuovo responsabile dell'unità cardiologica a Montebelluna. Stiamo tendendo appunto di prendere 2 cardiologi per potenziare anche la cardiologia di Montebelluna, oltre al dottor De Leo, e poi chiaramente dovremo fare dei concorsi per ulteriori primari, primo quello di psichiatria ma poi quello di pediatria di Montebelluna, per non dire poi quello di neurologia di Castelfranco, quindi stiamo completando una squadra che sicuramente sarà una grande squadra perché è fatta di bravi professionisti. Ai 2 cardiologi in arrivo, anche per i reparti di pediatria e psichiatria a Montebelluna e neurologia a Castelfranco, per ottobre e novembre arriveranno nuovi medici. La riorganizzazione avviene dopo le polemiche che hanno investito la sanità veneta per carenza di camici bianchi in diversi ospedali della regione, a cominciare dalla questione dei 500 specializzandi in medicina generale e chirurgia, concorsi che stanno tenendo banco in questi giorni di agosto. Noi abbiamo bisogno di portare a casa giovani medici perché questa vacazio, questo bisogno c'è. Se riusciamo a portare a casa i 30, 40, 50 medici che ci mancano per sistemare tutto il territorio dell'ULSS 2, per noi sarebbe un grande risultato, un grande traguardo e ci darebbe la possibilità di dare maggiori risposte ai cittadini riducendo le liste di attesa. In attesa che si pronunci la giustizia amministrativa della regione sul ricorso presentato dalla Nao Assomed, il governatore Luca Zaia non accetta l'idea che un medico appena laureato in medicina generale o chirurgia sia ritenuto un non medico, una valutazione, secondo il governatore, che non si può accettare.